65esima e ultima seduta del Consiglio Comunale di martedì 30 aprile 2024. La seduta è pubblica e può essere vista in diretta TV sulla tenda TV in diretta via streaming e su internet. Lascio la parola al segretario per l'appello. Prego, segretario. Dareggian Antonio, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, De Nardi Barbara, Lus Marco, Miatto Antonio, Pagotto Alberto, Parrella Roberto, Trasera Gianni, Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, presente. Scottà Giancarlo, Tonon Roberto e Varaschin Gianni. Il numero legale c'è. Bene. Nominiamo gli scrutatori. Parrella, va bene, grazie. Salezze, va bene, grazie. De Nardi, va bene, grazie. Bene. Comunicazioni. C'è qualche comunicazione da parte della Giunta? Non si fanno più le comunicazioni. Non si fanno più. Siamo in convocazione improrogabile ed urgente, ci atteniamo ai punti all'ordine del giorno. Non lo so, si dice durante la discussione. Allora, giusto perché è l'ultima seduta, chiudiamo questa sera la consigliatura 2019-2024, iniziata nel giugno di 5 anni fa. Ritengo opportuno in questa circostanza fare una sorta di piccolo bilancio di quanto fatto. Abbiamo tenuto 65 sedute, tutte tranne una terminata entro la mezzanotte, in conformità a quanto mi ero impegnato a fare nella seduta di inizio consigliatura, al momento della mia elezione a Presidente. Abbiamo realizzato il nuovo impianto audiovisivo dell'aula consiliare, adeguandolo alle più moderne e funzionali tecnologie. Abbiamo introdotto la novità delle cosiddette visite sul campo, che è uno strumento utilissimo per far conoscere di persona ed in loco le situazioni e i problemi della città ai consiglieri comunali. Auspico che vengano non solo mantenute, ma possibilmente potenziate anche nel prossimo quinquennio. Chiudo auspicando che i molti e impellenti problemi della città, alcuni dei quali si trascinano irrisolti da consigliatura in consigliatura e da amministrazione in amministrazione, siano al centro della discussione e del dibattito elettorale per cercare di creare le condizioni che portino finalmente alla loro fruttuosa soluzione. Grazie. Bene, apriamo con il primo punto all'ordine del giorno. Prego, consigliere Rosset. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Presidente Sant'Antonio, mi rivolgo a lei come soggetto che ha convocato questo Consiglio Comunale, in quanto io ravviso un mancato rispetto del nostro regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio Comunale. E mi spiego. Articolo 41, pagina 21. L'articolo 41 cita: la seduta di seconda convocazione deve seguire in giorno diverso la seduta di prima convocazione andata deserta ed è valida con la presenza di almeno un terzo di consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il sindaco. Qui c'è una mancanza che c'era anche nell'altra convocazione del Consiglio Comunale, che chiedo venia, non me ne ero accorto, mi sono accorto su questa.
E vedo che questa sera, ancora una volta, la seconda convocazione è fatta la sera stessa. Questo qui va contro quello che è il nostro regolamento. Correttamente, la logica è che se un consigliere è impedito quel giorno, non può partecipare alla seconda convocazione se c'è al giorno stesso. Quindi il regolamento è corretto. Il punto della situazione è: siamo in presenza di un vizio di forma o di sostanza? Un atto che è affetto da uno di questi vizi può essere impugnato? La prego di darmi una risposta, grazie. Rispondo subito. Allora, ovviamente ci abbiamo pensato a questa cosa. Siccome il regolamento non è un'entità che comprende tutti i casi possibili immaginabili ed anche degli imprevisti che possono succedere in una legislatura, evidentemente abbiamo fatto il meglio possibile. Ora lascio un attimo la parola al segretario che le spiegherà il motivo per cui le due convocazioni sono state fatte nello stesso giorno, che praticamente il motivo è sul fatto che bisogna... È una convocazione per approvare un punto all'ordine del giorno, quale appunto è il rendiconto, e rientra nella casistica degli ordini del giorno improrogabili ed urgenti. Il fatto è dato dall'urgenza, dalla scadenza del termine che è il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto. Quindi convocare la seconda convocazione in un giorno diverso, quindi il 2 o il primo, avrebbe significato quantomeno andare anche contro questa scadenza. Riguardo alla legittimità, i consiglieri in maggioranza ci sono, con la presenza, seppure ci fosse stata una irregolarità, è sanata dalla presenza dei consiglieri. Comunque stiamo parlando della convocazione, della seconda convocazione, non anche della prima, che stiamo svolgendo e che è assolutamente legittima. Bene. A questo punto possiamo proseguire, data la spiegazione di tipo tecnico. Punto numero 1. Ratifica variazione di bilancio di cui è alla deliberazione della Giunta Comunale numero 62 del 18/4/2024. Lascio la parola all'assessore o lascio la parola al dottor Sarri, mi dice il vice sindaco. Prego, dottor Sarri, per la illustrazione della proposta di delibera. Sì, buonasera a tutti. Faccio una premessa di carattere generale, nel senso che anche la ratifica della variazione di bilancio rientra nella casistica dell'atto improrogabile urgente, quindi assumibile dal Consiglio Comunale dopo i 45 giorni antecedenti le elezioni. E in questa variazione sapete che la Giunta Comunale nelle proprie competenze può assumere variazioni di bilancio in via d'urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi. Quindi in data 18 aprile 2024 la Giunta Comunale ha assunto una variazione di bilancio di competenza del Consiglio Comunale della quale questa sera se ne propone la ratifica in Consiglio Comunale. La variazione, tra l'altro anche illustrata in Commissione, prevede per quanto riguarda la spesa corrente un aumento delle spese legate allo svolgimento delle prossime elezioni amministrative ed europee. Dal lato entrata si prevedono delle entrate sempre di parte corrente legate principalmente a un trasferimento da parte del Ministero proprio per le elezioni europee ad maggiori entrate di carattere extratributario, tra l'altro
una parte già incassata, l'altro abbiamo già il decreto di concessione, quindi sono accertamenti assolutamente veritieri, insomma, quindi che ci danno titolo non solo a stanziarli nel bilancio ma anche ad accertarli, derivanti sostanzialmente di un rimborso legato alle maggiori spese Covid e dai proventi delle autorizzazioni di cava di cui la legge regionale di 13-2018. La variazione pareggia in entrata e in spesa per 82.200 euro. Allegata alla deliberazione oggetto di ratifica è stata effettuata anche dalla Giunta una contestuale variazione del piano esecutivo di gestione, quindi anche dei capitoli dove sono dettagliate proprio questo tipo di variazione. Non aggiungerei altro, essendo una variazione estremamente semplice, e rimango comunque a disposizione. Grazie. Grazie dottor Sarri. Bene, possiamo aprire la discussione. C'è qualche prenotazione? Prego, Tom. Grazie, buonasera. Una domanda. Siccome ho l'impressione, non sono riuscito a partecipare alla commissione, non sono stato in grado di partecipare alla commissione ieri, per cui la domanda la faccio questa sera. Le votazioni amministrative, salvo casi particolari in cui ci sia una sfiducia per cui si va a votare col cosiddetto voto anticipato, si svolgono ogni 5 anni, quindi è già dal giugno 2019 che si sapeva che nel 2024 si sarebbe votato fra maggio e giugno in genere. La domanda quindi forse banale ma molto spontanea mi è venuta quando ho visto questa delibera di giunta con questa variazione di bilancio urgente, per cui la domanda è: ma era urgente il 18 aprile stanziare i soldi per le votazioni o non si sapeva già da tempo che le amministrative e le europee si sarebbero svolte nel 2024? Punto di domanda. Gradirei avere una risposta in modo da poter valutare anche la congruità della delibera di giunta. Grazie. Prego, vice sindaco. Sì, questa cosa è stata trattata in commissione ieri sera, sono state date le risposte, adesso il dottor Sarri darà ancora anche a lei, che non era presente in commissione, la risposta, quindi lascio la parola al dottor Sarri. Sì, allora, non è che non si sapesse, ci sono stati fatti degli... Allora, ieri sera in commissione l'assessore al bilancio sostanzialmente ha rappresentato come dire, l'estrema difficoltà a chiudere la parte corrente sostanzialmente, quindi ha palesemente detto che eravamo in difficoltà in sede di bilancio di previsione di prevedere somme piuttosto elevate per quanto riguarda appunto le spese legate soprattutto alle elezioni amministrative che, ripeto, rimangono a totale carico del Comune. E dal punto di vista appunto strettamente relativamente al contenimento delle spese, ci siamo attenuti sostanzialmente ai principi contabili sostanzialmente, che prevedono in modo particolare all'allegato 7 sostanzialmente del decreto legislativo 118 l'elenco delle spese non ricorrenti, tra i quali rientrano proprio le spese elettorali. Cioè, mi spiego, quando il bilancio non è in equilibrio è necessario fare un ragionamento sulle spese a carattere non ricorrente e quindi andare a fare una valutazione in primis su quelle spese appunto classificate proprio dai principi contabili quali spese non ricorrenti.
Questo allegato 7, come prima spesa non ricorrente, classifica proprio le spese elettorali, le spese per elezioni. Quindi il primo ragionamento che è stato fatto è stato quello di cercare di ridurre le spese non ricorrenti, in generale, tra le quali proprio le spese per elezioni, e abbiamo presentato un bilancio in equilibrio. Dopodiché c'è stato anche un altro tipo di fattore che è determinato sostanzialmente anche dalla revisione dei seggi, insomma, quindi l'allestimento, se non ricordo male, della palestra Berlese ha comportato anche delle spese di noleggio di attrezzature, insomma. E naturalmente io leggo questo intendimento del principio contabile, quindi di andare a ridurre di andare a ridurre le spese non ricorrenti, è quello proprio di indurre l'amministrazione, una volta approvato il bilancio, di fare un'analisi delle sue risorse ed eventualmente aggiustare, tra virgolette, il tiro con la variazione di bilancio. Tant'è che abbiamo rilevato queste maggiori spese extra di carattere corrente e le abbiamo applicate al bilancio. Si poteva farlo prima? Su questo francamente è una scelta di carattere gestionale, insomma, dico aggiustare il tiro, nel senso che c'è stata una variazione di bilancio a febbraio, è stata approvata in Consiglio, potevamo pensarci prima, c'è stato sicuramente, è anche da dire che l'entrata del fondo Covid l'abbiamo reperita con il decreto di fine marzo, insomma. Questa è la motivazione. Quindi stai dicendo che se non ci fosse tale entrata non si sarebbe votato il No, avremmo reperito altre risorse. Quindi c'erano? Sì. No, che non c'entra il Covid adesso. No, francamente dovevamo trovare queste risorse, è arrivato il decreto e le abbiamo iscritte subito a bilancio, insomma. Bene, grazie dottor Sarri. Consigliere Dus. Sì, buonasera. Ringrazio il dottor Sarri per l'ineccepibile spiegazione tecnica, dal punto di vista tecnico, di come è stata presentata questa variazione, di come siamo arrivati a questa variazione. Credo che ci sia però da fare un'operazione verità nei confronti di tutti, dicendo che questi qui sono soldi liquidi che l'amministrazione già disponeva, che l'amministrazione ha deciso di destinare ad altro e in ultima istanza di metterli sulle votazioni. Punto. Cioè, mi sembra abbastanza normale la cosa. 60.000 euro, francamente, si tiravano fuori, sono state decise di affrontare altre spese nel corso di quest'anno, va benissimo, e adesso ci troviamo a finanziare le elezioni. Ma, come ha detto il dottor Sarri, a febbraio avevamo fatto una variazione. A febbraio potevamo metterle dentro quelle spese là, mi immagino. È stata fatta una scelta e siamo arrivati a oggi, ultimo giorno utile per farlo. Va bene, lo si fa e andiamo avanti, però voglio dire, questi sono i fatti. Consigliere Denardi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ringrazio anch'io il dottor Sarri per la spiegazione. Mi piacerebbe capire se in tutta onestà possa questa amministrazione dire che con l'ordinaria dirigenza non avrebbe potuto pensare o agire in modo diverso, cioè procedere prima di 30 aprile con la definizione di questi passaggi indispensabili per un turno elettorale che, come diceva il collega Tonon, si sa da almeno 5 anni che ci sarebbe stato in questi mesi, anche perché
nella non realizzatasi ipotesi di elezioni anticipate, quantomeno a novembre o dicembre era chiaro che in ogni caso, fosse anche caduta la giunta pretermine, si sarebbero svolte in coincidenza con il turno elettorale di maggio, giugno di quest'anno. Quindi non è che improvvisamente a marzo-aprile hanno scoperto questa amministrazione che c'erano le elezioni, né potevano essere svolte, cioè ormai a novembre si capiva che sarebbero toccate nel 24 e sicuramente non in un altro momento. Quindi mi pare che qui l'ordinaria diligenza insomma, non sia proprio perfettamente completata e realizzata, che i principi contabili citati dal dottor Sarri consentano tecnicamente di fare determinate operazioni, non vuol dire che questo rappresenti quello che ci si aspetta e quello che dovrebbe essere in un'amministrazione. Capisco poi il ragionamento sulle ulteriori spese per noleggi derivati dal fatto di dover riorganizzare i seggi, però non credo rappresentino il 99,9% di quella cifra a naso. Ho il sospetto che rappresentino una quota di estrema minoranza rispetto alla cifra, per cui insomma magari facciamo anche a meno di citarlo, perché non mi pare che sia proprio quello il motivo. Ecco, grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Rosset. Grazie, Presidente. Ringrazio anch'io il dottor Sarri per aver tentato di dare una spiegazione poco convincente per me, perché nel bilancio previsionale 2024 gli impegni di spesa per questa voce era pari a 0 e ci troviamo l'ultimo giorno a dover votare questo assestamento di bilancio. Assessore al bilancio, mi permetta di dirle che questo dimostra una sua incapacità di programmazione. Grazie. Grazie, consigliere Rosset. Vice Sindaco, prego. Grazie, allora cerco di rispondere a questa variazione, su questa variazione. Il consigliere Rosset la può pensare come vuole, libero. In realtà è programmazione, questa per me era programmazione, sapevo che c'erano queste spese, sapevo dove tirare fuori i soldi, abbiamo dato altre priorità. Il consigliere Rosset c'era da fare le potature, 60.000 euro, sa che eravamo andati in avanzo a fine anno, abbiamo preferito come amministrazione fare una scelta sulle potature che erano urgenti per noi, è stata una scelta di cui ci prendiamo la responsabilità, abbiamo cominciato a potare, perché sapevo dove andare a finire, al di là dell'incapacità che dice lei, sapevo benissimo dove trovare le risorse, le avevamo messe in bilancio per il bilancio del 17 di aprile, erano dentro tra tutte le altre variazioni, e siccome siamo legittimati fino ad oggi a fare un consiglio comunale e approvare un qualcosa, eravamo tranquilli in questo. Fatto sta che tutte le amministrazioni il 30 di aprile portano la variazione di bilancio. Quando era in giunta col consigliere Darai il 30 aprile ha portato una variazione di bilancio, l'amministrazione Tonon il 30 aprile ha approvato una variazione di bilancio, tra l'altro c'erano gli stessi contributi che qualcuno ha definito marchette elettorali 5 anni fa, tipo c'erano i contributi per i carnevali di Marca, sono stati approvati il 30 aprile 2019 dal Consiglio Comunale e non c'è niente di strano, è programmazione. Questa sera arriviamo qui con le elezioni da finanziare, i soldi ci sono, li abbiamo trovati, se non li trovavamo, come ha detto il dottor Sarri, con il fondo Covid che abbiamo avuto anche la fortuna di ricevere, li trovavamo da un'altra parte, ma è programmazione. Fino al 30 di aprile noi possiamo fare questo, punto. Consigliere Balliana. Grazie, buonasera a tutti. No, io invece vorrei soffermarmi su una dichiarazione che ha fatto il dottor Sarri quando ha detto
abbiamo riscontrato difficoltà, o l'assessore ha riscontrato difficoltà a chiudere la parte delle spese correnti per quanto riguarda il previsionale 2024. E questo mi preoccupa un po', sinceramente, nel senso che voglio dire, si sono riscontrate difficoltà, vorrei capire adesso allo stato attuale effettivamente la situazione. Detto questo, anch'io mi associo alle perplessità che sono emerse questa sera per queste spese che non sono state preventivate a questo punto, perché se sul capitolo c'era zero vuol dire che assolutamente non sono state prese in considerazione o quantomeno sottovalutate, nel senso che avete preferito mettere i soldi altrove, però da un mio punto di vista, anche da un punto di vista istituzionale, io penso che sia un po' un segnale preoccupante questo di non mettere al primo posto una spesa che è fondamentale poi per l'aspetto elettorale. Quindi ci va anche di mezzo anche una questione di dignità, voglio dire, da parte del Consiglio stesso e anche da parte sua, Assessore. Quindi questa è la perplessità che anch'io concordo su questo, e vorrei capire appunto quando avete avuto questa difficoltà a chiudere la questione delle spese correnti per il preventivo 2024 e a che punto siamo. Grazie. Vice Sindaco, la invito un attimo ad attendere perché ci sono altre, perché è il secondo intervento. Allora, consigliere De Antoni, prego. Sì, non so se ho capito male, Assessore Bilancio, cosa ha dichiarato prima sul discorso delle potature. Ha parlato di potature prima? Delle risorse impiegate per fare un esempio delle potature. Però insomma, è un boomerang questo che lei si tira addosso, perché come sa bene, perché me l'avete detto voi, c'erano 70.000 euro nel bilancio 2023 per potature che non sono stati utilizzati né sono stati impegnati. Capita, no? Capita, però non può dire l'assessore che non avremmo fatto le potature con la variazione di bilancio di febbraio, cioè le abbiamo dovute mettere nel bilancio 2024 perché nel 2023, assieme a altre 37 o 40 voci che poi vi elencherò in consiglio, non le abbiamo fatte, non sono stati imputati, sono stati impegnati i soldi. Bastava un atto per impegnarli. Adesso io purtroppo non sono ancora in grado di venire a dire, a organizzare le cose, però questo diciamo è una mancanza di corretta programmazione, se così possiamo dire. Ecco. Ci sono altri interventi prima che l'assessore al bilancio risponda? Allora, concludiamo la discussione e prego Vice Sindaco. Sì, grazie. Sì, consigliere De Antonio, non so se mi aveva sentito, ho premesso questo, quello che ha detto l'avevo premesso così. Consigliere Bagliana, io rispondo così. Da assessore al bilancio è come gestire il portafoglio del comune, è come quando lei gestisce il bilancio in famiglia, sa le entrate, sa le uscite, cerca un attimo di capire quali possono essere coperte subito e quali sa che potrà coprirle con entrate successive. Ero molto tranquillo in questo, non vedo nessun problema. Abbiamo fatto altre scelte con la prima variazione di bilancio di febbraio e poi abbiamo coperto questa cifra con la variazione che dovevamo fare, che poi adesso abbiamo dovuto fare una variazione d'urgenza di giunta per questo motivo che è chiaro che è urgente. Quanto all'altra domanda che mi ha fatto, sì, avevamo difficoltà nel chiudere il bilancio per la parte corrente. Quest'anno hanno anche cambiato la modalità, cioè dovevamo approvare il bilancio entro il 20 di dicembre
e il percorso partiva dal 4 novembre. Dottor Sari, se mi ricordo bene, col primo... La Giunta lo deve approvare entro il 15 Sì, novembre. entro il 15 novembre la Giunta doveva approvarlo. E come entrate sa benissimo che avevamo un aumento della rata dei derivati, spesa corrente, avevamo due minori entrate che avevamo nel 2023, una sono i 400.000 euro, che c'erano, le faccio un esempio, che c'erano arrivati per il discorso della sentenza sui derivati, e poi c'erano circa 200.000 euro, adesso vado a memoria, di minori trasferimenti da parte di minori trasferimenti. Quindi partivamo già con circa 4, 2, 6, un 700.000 euro in meno di spesa corrente, comunque dovevamo far quadrare un attimo il bilancio per il 20 di dicembre, pur sapendo però che poi col lavoro che si fa, eccetera, le cose poi con le variazioni vanno assolutamente sistemate, quindi c'era molta tranquillità in questo. Abbiamo proposto, ripeto, una variazione di bilancio che tutti, anche con tutte le amministrazioni, con l'ultima variazione, con l'ultimo consiglio utile disponibile in passato hanno fatto, e non ci trovo niente di strano. Grazie. Consigliere Tonon. Grazie. Ho registrato l'affermazione del vice sindaco riguardo alla variazione di bilancio esattamente di 5 anni fa, quindi del 30 aprile 2019. Confesso che non me lo ricordavo, non mi ricordavo che si fossero dati dei contributi al Carnevale di Marca, però non credo che Carnevale di Marca avesse chiesto 5 anni prima il contributo, come si sapeva invece 5 anni fa che quest'anno si sarebbe votato. Che poi francamente lei faccia un paragone fra i due tipi di variazione di bilancio mi lascia piuttosto basito. Non credo che si possa considerare un'elezione come quella amministrativa alla stregua di un contributo per il Carnevale, a meno che per lei le elezioni non siano una carnevalata. Dottor Sari vuole aggiungere qualcosa? Volevo solamente aggiungere una cosa per rispondere all'intervento del consigliere Bagliana circa gli equilibri di bilancio. Ecco, diciamo che sia per quanto riguarda il nostro regolamento e per quanto riguarda le norme di legge, il dirigente finanziario diciamo che è a presidio degli equilibri di bilancio in via generale. E non solo, nel senso che abbiamo tutti e tre i dirigenti e il segretario comunale che fanno parte del nucleo sui controlli interni, che si riunisce periodicamente e fra i vari controlli che vengono fatti anche i controlli sugli equilibri di bilancio. Quindi diciamo che il bilancio è presidiato insomma, dagli organi tecnici. E del resto poi dal Consiglio Comunale stesso, quando ci ritroviamo entro il 31 di luglio con l'approvazione dello stato degli equilibri di bilancio, quindi della salvaguardia degli equilibri di bilancio e le misure necessarie. Come settore noi comunque questa cosa la teniamo, essendo appunto la parte corrente in effetti sì, abbastanza in difficoltà, teniamo abbastanza presidiato la realizzazione delle entrate, tant'è che succede che vengano rispedite, fra virgolette, al mittente degli atti dove le entrate non si sono realizzate, perché succede, insomma, e lo teniamo monitorato abbastanza costante, con abbastanza costanza, e soprattutto perché siamo consapevoli che, insomma, l'equilibrio di parte corrente non è, insomma, a livello di previsione. Dopo sul consuntivo troviamo delle sorprese, insomma. Però cerchiamo di tenerla monitorata con abbastanza frequenza, insomma. Bene. Allora facciamo dichiarazione di voto, passiamo alla dichiarazione di voto, prego, consiglieri. Non ci sono dichiarazioni di voto. Passiamo in votazione. Marco Dus, prego. Sì,
Prima della dichiarazione di voto, nell'ambito però della dichiarazione di voto, Dichiarazione di voto? dichiarazione di voto. Rilevo, si può iniziare così, no? Rilevo che vi è un'assoluta mancanza da parte della maggioranza consigliare nel sostenere la propria giunta, anche quando viene così sottoposta a un timido attacco, che attacco non è solo una così palese dimostrazione di magari alcune incapacità di gestione. Detto questo, siccome noi siamo, io anzi in particolare del Partito Democratico, e credo fortemente nella democrazia e nella possibilità che questa venga esercitata, credo che uno dei modi sia quello di poter votare, mai giammai noi vorremmo contrastare e fermare il voto, e per cui il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Capogruppo Dus. Prego, capogruppo Rossetta. Grazie Presidente. Per il regolare funzionamento dei servizi e al fine di non compromettere l'operatività quotidiana dell'ente, noi consiglieri Lega, come sempre, confermiamo quel senso di responsabilità che ci ha sempre contraddistinti. Il nostro voto è favorevole. Grazie, capogruppo. Bene, allora non vedo altre dichiarazioni, passiamo in votazione. La delibera è approvata all'unanimità con 17 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. Votiamo ora per la immediata eseguibilità. Prego. La delibera è immediatamente eseguibile all'unanimità con favorevoli 17, contrari 0, astenuti 0. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, rendiconto della gestione 2023 e relazione sulla gestione. Approvazione. Lascio la parola all'assessore al bilancio, vice sindaco Posocco. Sì, grazie Presidente. Abbiamo preparato, il dottor Sarri ha preparato delle slide e adesso cercheremo di illustrare al meglio questa proposta. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera. Allora, le slide che ho illustrato sono speculari a quelle dell'anno precedente, anche per garantire una sorta di comparazione, quindi mi sono attenuto a quello che ho proiettato di fatto l'anno precedente, raccogliendo un po' le richieste che sono state rappresentate in commissione e dai consiglieri che sono passati in ufficio, insomma, in questi giorni per l'approvazione del rendiconto. Naturalmente l'oggetto di proposta si limita all'approvazione del rendiconto di gestione 2023, la cui scadenza è proprio il 30 di aprile, la cui mancata approvazione avrebbe delle conseguenze negative sull'intera gestione e sarebbe anche, insomma, punita con la massima sanzione, cioè si arriverebbe addirittura anche in tale fattispecie alla procedura di scioglimento del Consiglio Comunale. Per cui questa è la giustificazione dell'improrogabilità ed urgenza. Detto ciò, allora,
Partiamo come l'anno scorso dalla parte entrate, vediamo che la previsione, quindi adesso ci concentriamo un attimo sulla previsione. La previsione 2023 assestata si chiude in pareggio a 55.163.883,91, di cui 12.221.435 afferiscono alle entrate tributarie, quindi la fa da padrone principalmente la parte IMU sostanzialmente. Il titolo secondo si chiude a 5.469.687,33, parliamo sempre di previsione, per quanto riguarda i trasferimenti correnti da amministrazioni sia regionali che statali. Le entrate tributarie a 6.400.000 circa, e la somma di queste tre previsioni vanno a finanziare le spese correnti, la cui previsione è 23 milioni di euro, e 588.000 euro il rimborso di prestiti, intendendosi per tali il rimborso della quota capitale, delle rate della quota capitale dei mutui, sostanzialmente, dei mutui e prestiti. Per quanto riguarda invece il lato capitale, troviamo al titolo quarto gli 11.824.485, che sono generalmente tutti i contributi in conto capitale e le alienazioni, quindi sempre a livello di previsione, e l'accensione di prestiti fatta nel 2023 relativamente al mutuo per l'acquisto del Teatro da Ponte. Il titolo settimo e nono le lascerei un attimo in disparte, perché il titolo settimo sono le anticipazioni di tesoreria di cui noi non ricorriamo mai perché non ne abbiamo bisogno, e il titolo 9 sono sostanzialmente le partite di giro, quindi rappresentano un'entrata e una spesa per l'ente e quindi non transitano per la gestione. Quindi a livello di previsione sia le entrate in conto capitale che il mutuo finanziano spese in conto capitale per 23.161.679,31. Questo a livello di previsione a fine anno. Volendo dare un'occhiata alle entrate di competenza, sulle nostre previsioni definitive vediamo che non tutto è stato accertato. Per quanto riguarda il titolo primo abbiamo accertato circa 11.900.000 euro, il titolo secondo 4.580.000, il titolo terzo 5.771. Di questi accertamenti ne sono stati riscossi 8.155.996, 4.251.000, 5.153.000 e naturalmente lo scostamento tra questi sono di fatto la differenza, insomma i residui da riportare. Questa colonna evidenzia lo scostamento rispetto alla previsione, nel senso, a fronte di una previsione definitiva di 12 milioni ho accertato 11.900.000 euro circa. La differenza è questa, quindi lo scostamento degli accertamenti rispetto alla previsione. Lo stesso dicasi per lo stesso ragionamento lo possiamo riportare per l'entrata in conto capitale, dove a fronte di 11.800.000 euro abbiamo registrato accertamenti solo per 2.600.000. Non mi preoccuperei tanto di questa cifra estremamente bassa, perché l'attività accertativa dell'entrata in conto capitale ha una modalità di accertamento piuttosto particolare, nel senso che i contributi in conto capitale che finanziano opere, sostanzialmente, per renderla molto semplice, se l'opera non si conclude nell'anno viene riportata automaticamente nell'anno successivo, sia l'entrata che la spesa. Quindi di fatto non l'aver accertato nell'anno una cifra elevatissima non vuol dire che abbiamo perso il contributo, insomma, o che abbiamo fatto una stima, che abbiamo sovrastimato l'entrata, nel senso che abbiamo semplicemente riportato nella maggior parte dei casi all'anno successivo i contributi e le relative spese. Nel titolo sesto abbiamo appunto l'accertamento e la riscossione, perché abbiamo avuto proprio la materiale riscossione nell'anno del mutuo a tasso zero del Teatro da Ponte. Il grafico rappresenta abbastanza bene quello che vi ho appena illustrato, vedete la colonna quella più scura è la previsione, la colonna quella un po' più chiara in azzurro sono gli accertamenti, vedete che sulle entrate tributarie gli accertamenti sono quasi
quasi pari alla previsione, e gli stessi ragionamenti li facciamo sugli altri titoli, insomma. Le riscossioni sono queste, vedete, questi sono gli accertamenti, queste sono le riscossioni sostanzialmente. Okay. Analogo ragionamento lo possiamo fare anche per le spese, come l'abbiamo fatto per le entrate. A fronte di 23 milioni di previsione di spesa corrente abbiamo impegnato, compreso il fondo pluriennale vincolato, 18, 115, 742,15. Stessa cosa per le entrate in conto capitale, a fronte di 23 milioni abbiamo impegnati 13, compreso il fondo pluriennale vincolato. Il rimborso di prestiti sostanzialmente c'è una piccolissima differenza, perché insomma i piani di ammortamento dei mutui li conosciamo, insomma, e vabbè, gli altri due titoli diventano trascurabili, insomma. Questo è l'andamento su previsione, impegni dei vari titoli. Come sono state impegnate le spese, che forse questo era un grafico abbastanza interessante. Abbiamo riepilogato come abbiamo impegnato le spese 2023 per le varie missioni del bilancio, quindi la parte generale come lo scorso anno la fanno i servizi istituzionali. Comunque i diritti sociali e le politiche della famiglia hanno la loro hanno la loro importanza, come l'istruzione e il diritto allo studio, e anche i trasporti scolastici e la mobilità, insomma, quindi rende bene dove sono stati impegnati le varie risorse di bilancio. Questo per l'anno 2023 relativamente alla spesa corrente. Sulla spesa per investimenti la parte più grande è la valorizzazione dei beni e delle attività culturali, trasporti, diritto alla mobilità, lo sviluppo sostenibile, anche gli organi istituzionali sostanzialmente, anche qui è una rappresentazione per missione dei vari impegni della spesa per investimenti. Bene. Ho aggiunto questa slide proprio perché è un suggerimento che abbiamo ricevuto nell'ambito della Commissione relativamente al grado di realizzazione delle entrate e delle spese. Allora, dal grafico visto prima vediamo che per quanto riguarda le entrate correnti, le entrate si sono realizzate per il 97% rispetto alle previsioni. Titolo secondo 83,74, 89,79 per le entrate extratributarie. La differenza sono proprio queste, sono queste cifre che un 3% comunque valgono comunque 300.000 euro, perché ricordiamo sempre che abbiamo fatto che su 12 milioni abbiamo accertato 11 milioni e 9, quindi 316. Sulle spese correnti vediamo che lo stesso ragionamento, se andiamo a vedere stanziamento, quindi previsione definitiva e impegni in questo caso, non accertamenti, la percentuale si assesta al 76,38, però c'è un però, nel senso che sarebbe opportuno, per rendere un po' più significativo il dato, depurarlo della missione 20, che sono i fondi e accantonamenti, nel senso sono spese di fatto che vengono previste in bilancio, non si impegnano e confluiscono nel risultato d'amministrazione, e generalmente è lo stanziamento dell'anno del fondo crediti di dubbia esigibilità, ad esempio, oppure del fondo rischi contenzioso, del fondo derivati, dell'indennità di fine mandato ed eventualmente degli oneri contrattuali. Se andiamo a depurare appunto queste somme stanziate in bilancio, che però non si impegnano e che vengono e confluiscono nel risultato d'amministrazione, capite bene che la parte impegnata rimane uguale, lo stanziamento diminuisce, però la realizzazione aumenta dell'85,43. Cifre, sicuramente sul rimborso di prestiti non dico nulla, perché di fatto è la rata di ammortamento, quindi insomma si realizza quasi al 100%. Insomma. Sono cifre abbastanza importanti, però ragionando sui nostri stanziamenti, dove la spesa corrente vale 23 milioni di euro, capite bene che anche un 15% significa non aver impegnato 3 milioni di euro. Ecco, questo cifra. Andiamo agli equilibri di parte corrente, quindi i risultati di bilancio, praticamente i risultati di competenza di parte corrente. Allora, andando a tirare molto le somme,
Questi sono i primi 3 titoli dell'entrata, che fanno, ragioniamo in termini di accertamento, che risultano 22 milioni di euro. Con queste risorse io finanzio spese correnti e rimborso di prestiti per 17,588, che sono i nostri impegni. Abbiamo un risultato positivo di 4 milioni e 200. Di questi 4 milioni e 200 però devo tener conto anche di 376 mila euro di avanzo di amministrazione che abbiamo applicato dalla parte corrente. Dobbiamo aggiungere il fondo pluriennale che mi sono portato dall'esercizio precedente di 4,47 e devo tener conto sempre del fondo pluriennale che porto all'esercizio 2024, quindi 688 mila euro. Quindi alla fine il mio risultato di competenza di parte corrente è 4.376.662,89. Devo tener conto che però di questi 4.300.000, 616 sono entrate che mi vanno a finanziare spese di investimento per un importo piuttosto elevato e sono 616.606,48. Se mi chiedete cosa sono entrate di parte corrente che finanziano investimenti e in particolare sono una parte dei proventi del codice della strada che finanziano investimenti, quindi sapete bene che una parte dei proventi codice della strada possono finanziare investimenti destinati comunque alla sicurezza e alla polizia locale, insomma. E la parte maggiore è l'operazione IVA in reverse charge del Teatro da Ponte, che è circa oltre $500.000 di euro, insomma, che quella è un'entrata corrente per noi che però finanzia investimento, insomma, ha finanziato, diciamo, l'acquisto del Teatro da Ponte, insomma. E quindi questa finanzia investimento. Quindi l'equilibrio di parte, inoltre, quindi l'equilibrio di parte corrente finale sono 3.760.056,41. Non ho finito perché devo tener conto anche di tutte le somme che confluiscono negli accantonamenti dell'avanzo d'amministrazione, ossia la quota del nostro fondo crediti di dubbia esigibilità, quello che abbiamo detto prima, il fondo contenzioso, il fondo rischi strumenti derivati e il fondo rischi spese potenziali. Depurato degli accantonamenti che confluiscono nel risultato d'amministrazione, l'avanzo di parte corrente diventa 1.435.000 euro circa. Stesso ragionamento per la parte capitale. Entrate in conto capitale, spese in conto capitale, differenza meno 2 milioni. Quindi di fatto ho speso di più di quanto ho accertato, però ho applicato avanzo, 3.140.000, avevo un fondo pluriennale importante di 6 milioni che mi portavo dall'esercizio precedente, ne riporto meno quest'anno e quindi questo è positivo, significa che ho chiuso più investimenti rispetto all'anno precedente perché riporto meno all'esercizio successivo e recupero quelle somme che finanziano investimenti e il mio equilibrio di parte capitale è 972 in più. Depurato anche qui dei vari accantonamenti ho un risultato di 736. Cosa che mi è stata chiesta in commissione e riporto qui, da dove cosa generano questo 1.400.000 di avanzo di fatto, di equilibrio di parte corrente, sicuramente i due principali macro aggregati del bilancio. Sicuramente la stragrande maggioranza e mi sbilancio pure a dire un 86% le spese per servizi sostanzialmente. E mentre una parte un po' minoritaria, circa un 14%, le spese di personale. Gli altri macroaggregati sono sicuramente trascurabili. Per quanto riguarda invece l'equilibrio di parte capitale, sono le spese per investimento in via generale, insomma, quindi su questo non ci sono, il macroaggregato è quello, quindi quello degli investimenti, non ci sono altre spese in conto capitale, insomma. Quindi facendo un breve riepilogo,
tenendo conto del risultato di competenza di parte corrente, del risultato di competenza di parte capitale, abbiamo un risultato di gestione di 1,3 milioni. Abbiamo applicato avanzo, e quindi l'avanzo totale applicato era 3,5 milioni. Abbiamo un saldo del fondo pluriennale negativo, e ripeto, secondo me non è poi così male, insomma, perché significa che comunque investimenti sono stati fatti, non sono stati portati in avanti. Arriviamo a un risultato di competenza di 4.732.000, che è un vincolo di finanza pubblica e come tale deve essere sempre positivo. Tutti e tre gli indici di finanza pubblica, quindi sia il risultato di competenza, sia l'equilibrio di bilancio, sia l'equilibrio complessivo, sono positivi, quindi i vincoli di finanza pubblica sono rispettati. La gestione dei residui com'è andata? Allora, abbiamo registrato, rispetto all'anno precedente sicuramente non abbiamo avuto i risultati perché, come avevamo detto l'anno scorso abbiamo fatto un grosso lavoro sui residui che ha portato un risultato importante, da qui il risultato dell'anno scorso d'amministrazione piuttosto importante. Quest'anno anche qui abbiamo un risultato positivo della gestione dei residui, sicuramente non con le cifre dell'anno scorso, ma è giusto così, insomma, perché altrimenti vorremmo dire che l'anno scorso non abbiamo fatto quel lavoro importante sui residui che è stato fatto. Comunque il risultato della gestione dei residui è positivo, vuol dire che abbiamo minori residui passivi, quindi sono stati cancellati 468.000 euro di residui passivi e abbiamo cancellato minori residui attivi per 286. Sempre tenendo conto di quanto suggerito in commissione, il risultato di amministrazione quest'anno viene proposto facendo una comparazione rispetto all'anno precedente. Quindi l'anno scorso avevamo un fondo di cassa finale di 11 milioni che ce lo ritroviamo quest'anno pari pari, insomma. Le riscossioni l'anno scorso sono state 29 milioni, quest'anno un po' meno, 28. Anche i pagamenti l'anno scorso un po' di più, 27 milioni, quest'anno un po' meno, 26.388, da cui naturalmente questo fa crescere il fondo di cassa, ha fatto crescere il fondo di cassa. I residui attivi di competenza erano 5,4 l'anno scorso, 5,8 quest'anno. Residui attivi vuol dire somme rimaste da riscuotere. I residui attivi su residui, anche questi crescono e anche sostanzialmente i residui passivi, crescono comunque, residui passivi, somme rimaste da pagare, tanto per essere molto chiari. L'FPV comunque si riduce, quello di parte capitale che viene riportato l'anno successivo. Per tutti questi ragionamenti l'avanzo cresce da 9.098.258 a 10.492.009,59. Questo è un po' quella slide, come si riconcilia con la gestione questo risultato d'amministrazione, nel senso che nel 2022 si partiva da una base di circa 6 milioni e 6, questo era il nostro avanzo d'amministrazione. Avevamo un risultato di competenza positivo, molto positivo, 2.111.000. Questo cosa voleva dire? Che nel 2022, con tutte le entrate che io avevo e con tutte le spese che ho sostenuto di competenza, comunque io ho avuto un saldo positivo di 2.100.000. Okay? Il saldo di FPV è negativo, vuol dire che ho portato in avanti all'esercizio successivo spese dell'esercizio, quindi è negativo e vanno tolte. La gestione di residui, ve lo dicevo, aveva un saldo positivo, quindi il grosso del lavoro che abbiamo fatto sui residui ha fatto sì di avere una gestione estremamente positiva di quasi 1.343.000. Questo avevamo già in cassa, avevamo già un avanzo di 6 milioni e questo ha fatto slittare a salire a 9 milioni l'avanzo dell'anno scorso. Insomma, l'avevamo già detto l'anno scorso questa cosa. La gestione di competenza nel 2023 invece è calata anche molto, da 2 milioni e 100 rimane a 1 milione e 3, sempre piuttosto elevata, ma comunque diciamo che è calata sensibilmente.
e l'FPV, anche questo ha calato. La gestione di residui non poteva essere altrimenti, perché sì, li abbiamo insomma fatto un grosso lavoro l'anno scorso, quest'anno è positivo e quindi questo c'è. Tuttavia, comunque la gestione di competenza, come vedete, è positiva. Avevamo un avanzo già di 9 milioni e 8 che l'ha fatto schizzare a 10 milioni 492. E questa è la riconciliazione con la gestione, nel senso che di fatto sembra un po' brutto dirsi, ma è così, anche se non avessi, dopodiché ci sono tutte le regole contabili e dobbiamo fare tutti i ragionamenti, perché non è che il bilancio sia un conto corrente, ho 10 milioni e faccio quello che voglio, ci sono delle regole, nel senso che spese correnti finanziano tutti i vincoli di bilancio, tutte le regole che ci sono. Però, volendo fare un ragionamento proprio in astratto, possiamo sicuramente dire che il saldo positivo di competenza in via generale è positivo anche se non avessimo avuto avanzo, questo è il concetto, insomma, però con tutte le avvertenze del caso, insomma. Questa è doppia, scusatemi. Altra cosa, ed è l'ultima slide e dopo mi fermo qua e rimango a disposizione, l'andamento del debito. Siamo passati a 6.257.245 del 2019, è sceso a 4 milioni e 3 circa nel 2022, risale ovviamente nel 2023 a 5 milioni e 3 per l'assunzione del mutuo del Teatro da Ponte, insomma, e non aggiungerei altro, insomma. Ecco sì, scusate, mi torno un attimo sulla composizione dell'avanzo. La parte accantonata sale sensibilmente, nel senso che cresce, il fondo cresce ma non tantissimo il fondo crediti dubbi, nel senso che l'anno scorso aveva avuto un'impennata veramente importante. Quest'anno cresce non tantissimo, ma comunque cresce l'accantonamento al fondo crediti dubbi esigibilità. Il fondo contenzioso qui ho raggruppato anche il fondo il rischio potenziale dei derivati, insieme al rischio però comunque i derivati sostanzialmente è questo, insomma, quindi cresce a 3 milioni e 3. Poi abbiamo altri accantonamenti e quindi la parte accantonata arriva a 6 milioni e 8. La parte vincolata, che generalmente la parte più importante la fanno i vincoli da trasferimenti, per i quali sono vincolati da trasferimenti per una finalità e come tale deve essere rispettata, cresce a 491.000 euro. Quindi la parte disponibile dell'avanzo si assesta a 3 milioni 178 a fronte di 3 milioni e 8 dello scorso anno. Ecco, quindi questa è la parte disponibile che può essere applicata al bilancio 2024. E su questo io mi fermerei qui, insomma. Grazie. Grazie. Apriamo la discussione, prego. Consigliere D'Arè? No. Niente? Ah, bene. Consigliere Balliana? Sì, io vorrei fare una domanda così a carattere, perché ho qualche dubbio rispetto non al consultivo, ma bensì prima di iniziare la discussione, visto che la situazione degli equilibri politici in quest'Aula è un po' incerta, visto l'ultimo Consiglio Comunale e visto anche la situazione politica e amministrativa che sta vivendo la città, volevo accertarmi di una cosa rispetto all'approvazione o meno di questa delibera del consultivo. Lei, dottor Sarri, ha fatto un'affermazione e volevo capire la portata di questa affermazione e magari chiedere anche un contributo da parte del segretario comunale rispetto alla domanda, in sintesi è questa.
lei Sari diceva la mancata approvazione del consultivo potrebbe portare, cioè no, dice andrebbe incontro ad un'eventuale massima sanzione che corrisponderebbe allo scioglimento del Consiglio Comunale. Allora io chiedo al segretario comunale, prima di iniziare la discussione, l'eventualità di cosa comporterebbe una mancata approvazione del consultivo. Grazie. Si attiva una procedura che è per la mancata approvazione dei documenti contabili previsto dal decreto legislativo 267 e precisamente l'intervento viene comunicato la mancata approvazione alla prefettura, la quale dovrebbe diffidare il Consiglio perché provveda all'approvazione nei 20 giorni successivi, quindi viene convocato direttamente dalla prefettura il Consiglio per approvare. Qualora non si arrivasse all'approvazione, viene nominato un commissario ad acta dal prefetto che procede all'approvazione del rendiconto e avvia la procedura per lo scioglimento del Consiglio. Questa è la sanzione principale. Poi in realtà ci sono anche ulteriori effetti che derivano che scaturiscono dalla mancata approvazione, mancata assunzione e l'assimilazione dell'ente a ente strutturalmente deficitario, con controlli che si farebbero, cioè sì, di per sé probabilmente non avrebbe implicazioni concrete, però è quello che prevede la normativa. Dottor Sarri? Sì, ne aggiungo anche un altro, perché quello è esatto, che secondo me non è di poco conto, che è il blocco dei trasferimenti, compreso il fondo di solidarietà. Sospensione dei trasferimenti, compreso il fondo di solidarietà, perché una volta approvato il rendiconto nei termini, entro 30 giorni deve essere inviato alla banca dati delle pubbliche amministrazioni i dati del rendiconto. Qualora questo termine non venga rispettato, c'è la sospensione di tutti i trasferimenti del Ministero dell'Interno, compreso il Fondo di Solidarietà Comunale, che per noi vale 2,5 milioni di euro, insomma, e fino all'adempimento. Okay, dopodiché si sbloccano, insomma. Scusi, consigliere, scusi. Sì, chiedo la sospensione dei lavori per 5 minuti per riunire i nostri gruppi. Sospensione concessa.
Riprendiamo il consiglio. Lascio la parola al segretario per l'appello. Prego il segretario. Sì. Valliana Mirella, Casagrande, Laré, De Antoni, De Bastiani, De Nardi, Dus, Miatto, Pagotto, Parrella, Rasera, Rosset, Salezze, Sant'Antonio, Scottà, Tonon e Varaschin. Ci siamo tutti, sì. Bene, riprendiamo i lavori. Allora, siamo rimasti alla discussione, quindi prenotazioni, prego. C'è qualche prenotazione? Prego, consigliere Tonon. Grazie Presidente. Gli ultimi consigli comunali hanno palesato in maniera plastica che non esiste una maggioranza, o meglio, non esiste più una maggioranza. Qualcuno si è anche divertito, secondo me in maniera molto volgare, a offendere le persone con volantini, manifesti, eccetera, anzi oscenamente volgare, non sapendo neanche di cosa si parlasse, anzi, se sono in diretta gli consiglio di fermare anche le rotative così non butta via Sky un'altra volta, perché a differenza di un titolo che è apparso, qui non ci sono gli irresponsabili. I responsabili, lo metto fra virgolette, ma solo politicamente, potrebbero essere piuttosto quelli che non hanno preso atto, che non hanno una maggioranza e hanno, senza nessun problema, presentato tutti i provvedimenti che ritengono debbano essere adottati, non solo tecnicamente. Questa che è sempre stata una minoranza, ricordo, fra l'altro, visto che l'ha citato prima il vice sindaco, che a quel provvedimento del 30 aprile 2019 l'allora minoranza, che oggi è maggioranza, votò contro. No, giusto per ricordare come si sono svolte le cose. Noi non abbiamo votato contro, visto che si parlava di una cosa probabilmente importante, le elezioni, che per qualcuno evidentemente fino a 10 giorni fa non erano importanti. Aggiungo anche un'altra cosa, che questa minoranza un anno fa al consuntivo ha votato contro, perché evidentemente era il riassunto di un anno di amministrazione che non era stata condivisa. Con molta responsabilità, questa parte del Consiglio Comunale ritiene, per evitare che poi qualcuno dica ecco colpa vostra i 2,5 milioni del Fondo di solidarietà, non è che non arrivino, arriveranno in ritardo, arriveranno comunque, ma arriveranno in ritardo, no, che non si dica questo. Questa minoranza ha sempre fatto il suo mestiere responsabilmente, prendendosi da capo a fondo tutte le responsabilità e anche tutti i doveri di controllo e contestazione di quanto veniva proposto se non concordava con quelle proposte, e altrettanto responsabilmente, forse qualcuno non se l'aspettava, di quelli che stanno guardando la tenda TV adesso, in questo caso per fare in modo che non si avviino le procedure così che la città possa rimanere per qualche giorno, diciamo così, perché sbaglio segretario, 20 giorni più l'avvio, non succederebbe nulla, non si scioglierebbe nessun consiglio, ma qualcuno probabilmente ci sguazzerebbe. E siccome noi non siamo così, come direbbe qualcuno in dialetto, tordi, da farci prendere in giro da qualche buon tempone che si diverte a stampare manifesti e volantini, no,
allora non diamo questa soddisfazione. Noi siamo molto più responsabili di loro e sono alleati di qualcuno che è qua dentro, di chi sta amministrando adesso. Quelli sì sono i responsabili, noi no. Noi in questo caso, a differenza di quello che faceva l'allora minoranza, in questo caso noi diamo una mano non all'amministrazione, alla nostra città, alla faccia di chi ci ha sempre tacciato come irresponsabili, per cui noi ci asterremo. Grazie, consigliere Tonon. Consigliere Dus. C'è un vecchio e breve adagio attribuito a Mao, poi sarebbe tutto da verificare se sia lui che l'ha scritto oppure no, che dice: grande è la confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente. E devo dire che di confusione sotto il cielo di Piazza del Popolo mi pare di vederne parecchia. La situazione parte, come sappiamo tutti noi che abbiamo vissuto quest'Aula, da molto lontano, con le prime defezioni di alcuni consiglieri, alcuni smarcamenti di altri, che hanno poi portato alla deflagrazione con una giunta che non ha più la maggioranza e che però si ostina con caparbietà a portare provvedimenti in Consiglio Comunale in questa eterna sfida tra leghe di diverso colore o non so neanche come definirle. Io le metto sotto l'arco della destra, del centrodestra, chiamateli come volete, insomma. E credo che a fare questo giochetto se ne dispiacciono soprattutto i cittadini di Vittorio Veneto, che vedono poi le cose che non avanzano, le cose basilari. Io ad esempio passo tutti i giorni per quel famoso passaggio che doveva essere aperto, la cabina dell'Enel che mette in comunicazione via Marconi con via Caprera, che ogni giorno doveva essere inaugurata e ci troviamo a maggio 2024 che ancora sono là con il cantiere. Ci troviamo a fare le potature ad aprile e ci troviamo a mettere i soldi per l'elettorale all'ultimo giorno utile. Ecco, tutto questo perché è in corso da mesi una furente lotta, non per una visione diversa di città, che potrei anche in qualche maniera comprendere, però probabilmente per altre motivazioni a me sconosciute e credo anche ai cittadini sconosciute. Ecco che invece il percorso che stiamo facendo, responsabilmente, per usare una parola che ha appena utilizzato il consigliere Tonon, responsabilmente stiamo ascoltando i cittadini in un dialogo costante con i quartieri, con la nostra candidata sindaca, Mirella Bagliana, e così vogliamo continuare nella nostra strada, cioè con responsabilità, assumendoci anche compiti che non sono nostri, perché, lo ricordo, i cittadini ci avevano detto che noi dovevamo stare in minoranza e ci siamo stati, e invece avevano detto a voi che dovevate amministrare questa città e non l'avete fatto. Altri interventi? Consigliere Bagliana. Grazie. No, intanto ringrazio il consigliere Tonon perché ha espresso in modo deciso e anche condiviso la nostra posizione. Però volevo aggiungere qualcosa rispetto a quello che è stato detto. Il nostro giudizio sul bilancio di questi 5 anni di attività amministrativa è un giudizio negativo, estremamente negativo. La dimostrazione neanche lo stesso consultivo che noi andiamo, che è messo agli atti questa sera, che dimostra l'incapacità dal nostro punto di vista di agire e di portare avanti i lavori, di risolvere certe questioni anche molto anche piccole, se vogliamo. Voglio solo ricordare che c'è un avanzo di amministrazione di 1.450.000 euro per quanto riguarda le spese correnti, cioè soldi non spesi e a disposizione
Questo la dice lunga rispetto all'incapacità di programmazione che si diceva prima, ma addirittura l'incapacità di portare avanti certi lavori e di riuscire anche a terminare alcune opere. Quindi, ripeto, il giudizio rimane negativo su tutti i fronti rispetto a tutti questi 5 anni, anche perché abbiamo visto che a metà consigliatura, no, l'anno scorso insomma c'è stata una prima defezione da parte della maggioranza, una prima spaccatura e ripeto era significativa, era un primo campanello d'allarme che forse la Giunta non ha interpretato in modo corretto, mi viene da dire, no? Perché se avesse quantomeno ascoltato dal mio punto di vista forse le voci che arrivavano dai banchi della maggioranza, forse qualcosa in più si poteva fare. Detto questo, mi associo nel dire che appunto in questo momento siamo chiamati a metterci a disposizione anche noi della città e quindi appunto condivido il voto di astensione. Grazie. Grazie, consigliere Valiana. Consigliere Rosset, prego. Grazie Presidente. Ritorno anch'io su quel vergognoso volantino che ti ha tacciati degli irresponsabili. La persona che l'ha fatto dimostra di non sapere che una sana sfiducia è una componente essenziale della democrazia. Scegliere di fare le potature al posto di mettere da parte i soldi necessari per l'elettorale, se li mettiamo su una scala valori, io saprei quale scegliere. Il nostro motto, come sempre, è responsabilità. Il 31 luglio dell'anno scorso, su questo argomento, il mio voto era stato di astensione e anche oggi il mio voto, assieme a tutto il nostro gruppo, sarà di astensione. Grazie. Grazie, Capogruppo Rosset. Ci sono altri interventi? Sì. Consigliere Denardi, prego. Grazie. Io credo che, allora, dopo tutti questi annunci di astensione, credo che il destino di questa delibera sia già sostanzialmente espresso. Credo che però a questa amministrazione forse sarebbe stata miglior sorte che questa delibera non venisse approvata. Non tanto perché, in qualche modo l'hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto, siamo sicuri che avrebbero potuto rivestire nuovamente il mantello a loro tanto caro delle vittime, ma false ovviamente. Soprattutto perché il paradosso è che si chiude questo mandato amministrativo, si chiude il mandato amministrativo di questa giunta sotto il segno di un'inesistenza di una maggioranza, di una pervicace sfrontatezza nel decidere di portare punti all'ordine del giorno senza cercare di concordarli prima con la minoranza. Non sto parlando del rendiconto, sto parlando in generale ovviamente. Qualcuno poi fuori che sostiene che l'articolo 21 della Costituzione è il fondamento del volantino espresso. Ora, è notorio che purtroppo o per fortuna la nostra Costituzione può essere stiracchiata come un elastico e da qualcuno viene stiracchiata come un elastico alla bisogna. Io continuo a credere, ho sempre creduto, che l'articolo 21 della nostra Costituzione, che è uno degli articoli più importanti, visto il contesto nel quale è stata scritta la nostra Costituzione,
tutela la libertà di parola e la tutela, ovviamente i nostri padri e le nostre madri costituenti avevano ben presente quello che era successo nel ventennio precedente. La tutela, ma non tutela la facoltà di dire cose assurde, cose che offendono gli altri, e non è nato per giustificare il fatto che chiunque dica qualsiasi cosa gli capiti per la testa. Non è questa la libertà di pensiero, non è questa la libertà di parola. È qualcos'altro di molto più alto e molto più importante. Il paradosso, dicevo, di questa amministrazione è che si ritrova ad approvare di fatto, non perché ha una maggioranza, ma perché la non più maggioranza evita di creare problemi, la minoranza responsabilmente evita di creare problemi e se ne va, esce dalla porta con un bel po' di disonore, a mio avviso, un bel po' di oblio, speriamo molto rapidamente. La scelta dell'astensione è ovviamente legata ad evitare che si sentano poi parole in libertà, come diceva il mio professore di diritto romano, già citato in quest'Aula più di una volta negli ultimi mesi. Prego? Che si dicano parole in libertà, per cui l'irresponsabilità della minoranza ha fatto cadere la giunta, l'ha detto il segretario che di fatto conti alla mano, numeri alla mano, giorni alla mano è praticamente impossibile che si arrivi al commissariamento prima delle elezioni, per evitare di dire non potremo più prendere i soldi del fondo dal Ministero degli Interni, considerando che il dottor Sarri giustamente ci ha detto che il Comune ha 30 giorni di tempo per comunicare, dubito comunque che arrivino il 1° maggio o il 2 di maggio in ogni caso, anche perché credo che comincino a distribuirli, mi corregga il dottor Sarri, dopo che i comuni hanno comunicato tutti quanti. Sì, non è che vanno non fanno click day, insomma, ecco, al Ministero, almeno su questo. Per cui di fatto anche qui cambia pochissimo, ma ovviamente per garantire alla città ogni miglior possibilità di procedere con le attività amministrative, evitiamo di votare contro e ci asteniamo. Ribadisco, credo che questa pagina sia la pagina che rappresenta alla perfezione il quadro di un'amministrazione che è stata caratterizzata dall'assenza di proattività, dalla procrastinazione di una marea di iniziative, dalla negazione di alcune proposte venute dalla minoranza che poi si sono trasformate 6 mesi dopo in provvedimenti assunti tra l'altro anche malamente. L'abbiamo detto tante volte. Questa diventa veramente la cartina di tornasole, non avete più la forza di guidare la città, però rimanete saldamente ancorati con le unghie e con i denti alla poltrona dove siete seduti. Grazie consigliere. Consigliere Scottà, prego. Sì, io non sono qua da 5 anni, meno male. Da poco ho iniziato e così, forse per un'abitudine passata ormai da parecchi anni, mi ero permesso di suggerire una cosa che poteva essere interessante per questa maggioranza. Ho chiesto se c'era la possibilità di ottenere un una tantum perché era molto utile, e qua diranno ma ancora ste palle, vabbè. Non ho chiesto milioni, non ho chiesto migliaia di euro, ma ho chiesto 30.000 euro che grosso modo dovevano bastare a ben 3 progetti e non a 12 ragazzi di cui 2 vittoriesi, ma i 3 progetti occupano uno spazio di
32 persone, di cui ben 24 vittoriesi. Ma anche se non sono vittoriesi, sono persone con grosse difficoltà. Stanno cercando, le associazioni stanno cercando di fare di tutto, chiedendo anche ai familiari di questi ragazzi, e intervengono anche loro a trovare i quattrini per risolvere la situazione. Chiedere 30.000 euro per 32 ragazzi mi sembra aver chiesto 1.000 euro, neanche rotti forse, 900, all'anno, perché era una cosa una tantum, perché la cosa sta andando avanti. Chiaramente mi fermo qua perché altre cose non dovrei dire, perché ho paura di sbordare in qualche altra situazione che ho già detto e che ci siamo capiti come va. Mi dispiace solo perché era un consiglio che io avevo dato alla maggioranza, non un obbligo. Neanche il consiglio è stato accettato, anzi ho vissuto un attimino di diatriba fra un paio di assessori, ma comunque rimaniamo fermi qua. Io mi adeguo tranquillamente, sperando che ci sia una riflessione per quelle persone che speravano di vedere qualcosa e forse le zanzare che arrivano non riescono neanche ad ammazzarle. È un brutto paragone, ma insomma. Grazie, consigliere Scottà. Consigliere Casagrande. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Probabilmente sarà il mio ultimo intervento di questa amministrazione, di questo mandato, e mi auguro di poter avere l'occasione in futuro di tornare in quest'Aula. Ci tenevo a fare un attimo di considerazioni in primo luogo in ciò che è successo negli ultimi consigli, in quanto effettivamente siamo un popolo di santi, di poeti e di amministratori, direi, nel senso che, come si è visto spesso in questi 5 anni, ognuno avrà sempre la soluzione migliore per ogni attività che si stesse portando avanti. Dispiace vedere come nell'ultimo periodo si siano prese direzioni diverse, ma i motivi insomma li sappiamo, fanno parte dei giochi, dopo i personalismi li lascio ad altri tavoli. L'unica cosa che voglio fare è comunque ricordare a tutti che ciò che è stato fatto in questi 5 anni è stato fatto cercando di fare il migliore dei modi qualsiasi cosa. Certo, nessuno è perfetto e qualcosa magari da recriminare ce l'abbiamo, ma sicuramente ciò che è stato fatto e si è cercato di conseguire costantemente non credo sia tutto da buttare. Io e la mia collega di gruppo chiaramente voteremo a favore e credo che sia giusto ringraziare sicuramente tutti i consiglieri, indipendentemente dalla parte in cui sono seduti, ringraziare tutta la Giunta, perché chi bene o chi male, anche dei consiglieri, nonostante le varie battute e battaglie che abbiamo avuto, abbiamo fatto nell'interesse della città e quindi credo che superare una certa linea di rispetto e di educazione non sia bello. Credo che si sia superati un po' i toni. Io cerco di dire invece che ognuno ha cercato di esprimere la propria opinione nel meglio possibile, la Giunta ha cercato di fare il meglio possibile, è andata come è andata nella parte finale, ma se dobbiamo ringraziare una persona, che tra l'altro oggi compie gli anni, il nostro sindaco, perché se sta zitto, e me ne dispiace insomma, di sicuro non merita davanti a sé un teatro come stasera, a mia opinione, e devo ringraziarlo a nome mio, della collega e penso a nome di tutti per l'impegno che ci ha messo e soprattutto per la bontà che ha avuto in questi 5 anni, e di sicuro la bontà non è un difetto. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere De Bastiani. Grazie. Immagino che il sindaco Miato e i suoi collaboratori di giunta immaginassero che con questa sera si chiudeva definitivamente il loro mandato in forza di una sfiducia che il Consiglio Comunale avrebbe espresso. E invece le cose sono andate diversamente e al sindaco Miato e alla sua giunta rimangono altri 40 giorni di governo di questa città.
Io suggerisco e do un consiglio al sindaco e ai suoi collaboratori che potrebbero usare questi 40 giorni per magari rimediare almeno a una delle tante promesse fatte ai cittadini e al Consiglio Comunale e mai mantenute. L'elenco sarebbe lunghissimo, mi limito alle cose che mi sono venute in mente in questo momento. Innanzitutto potrebbe pensare di rimediare alla promessa che aveva fatto al quartiere di Ceneda, che sarebbe stato la priorità degli interventi della sua giunta, sarebbero stati riservati al quartiere di Ceneda. Non pervenuto, zero assoluto. Si era impegnato, lo aveva detto lui, di risolvere con un tavolo la situazione dell'ex Carnielli e il tavolo è ancora lì, fermo, immobile, privo di ogni interlocuzione, come si è usato questo termine, si è molto usato in questi 5 anni. Aveva promesso a questo Consiglio Comunale, in seguito a una interpellanza prima del consigliere D'Arè e successivamente mia, di risolvere il problema dell'ex Tonello. Anzi, mi ricordo che si era anche scusato dopo un anno per non aver ancora affrontato il problema. Il problema è ancora lì, la tecnica è la solita, facciamo finta di niente, tanto non succede niente, lasciamo che le cose vadano avanti. Aveva promesso a questo Consiglio Comunale, che aveva votato all'unanimità la risoluzione del problema del parcheggio di Meschio, dove appunto i cittadini di quel quartiere non possono usufruire di quel parcheggio come si utilizza nelle altre parti della città. Aveva promesso di risolverlo e il problema è lì, come 5 anni fa. Aveva promesso anche molto recentemente che avrebbe riaperto il sentiero 1043, che provvisoriamente era chiuso e doveva essere riaperto dopo i 120 giorni concessi a chi doveva sistemare le cose che erano sistemate. 120 giorni sono passati e tutto è rimasto come prima. Queste sono solo alcune delle promesse fatte da questa amministrazione e mai mantenute. Un'amministrazione che si chiude all'insegna di una città più povera di come l'abbiamo trovata. Questa non è una definizione mia, ma è venuta da quelle file che per 4 anni e 9 mesi l'hanno sostenuta e probabilmente si sono anche, diciamo con scarsa soddisfazione, usiamo questo eufemismo. Sicuramente la Giunta Miatto riconsegna alla città, una città più povera di come l'ha trovata, questo è indubbio. Più povera, per esempio, degli sprechi sperperati per quella schizofrenica operazione di via Oberdan, che oltre ad aver buttato via soldi ha impegnato giunta, consiglio comunale in mesi di trattative estenuanti per fare delle cose che poi sono state cancellate e si è tornato tutto come prima. Abbiamo perso tempo prezioso per tutta quella vicenda dell'area Borca, che doveva essere trasformata in un bellissimo mega parcheggio, no? Perché ci avevano spiegati, dai banchi della Giunta ci avevano spiegati che era un'area degradata, difatti passate anche adesso e vedete il degrado di quel prato verde, dove a volte ci sono anche i papaveri. Più povera sicuramente per i mancati finanziamenti PNRR, quasi irrisori,
se ci confrontiamo con Conegliano, che ha portato a casa, penso, 3 volte quello che ha portato a casa Vittorio Veneto, e tanti altri più piccoli comuni della provincia di Treviso che sono riusciti a portare a casa molto di più di quello che abbiamo ottenuto noi. Eclatante è il mancato finanziamento all'asilo nido, no? Perché evidentemente servizi che non servono alla nostra città. Sicuramente più povera nel decoro. Beh, questo penso che nessuno sia in grado e abbia voglia di contestare, perché c'è una cosa che si sente dire in giro da tutti, è che mai la città è stata così trascurata, o appare così trascurata. Poi, più povera nel commercio e negli abitanti, ma vabbè, quello non possiamo imputarlo sicuramente all'amministrazione. Possiamo imputare invece 1 milione in più regalato a Treviso per l'acquisto del teatro da Ponte, da voi stimato 1.200.000 euro, prima stima, e poi aggiustata la stima a 2,5 milioni. Tra l'altro ho seguito l'intervista, la conferenza stampa che avete fatto l'altro giorno, magari poteva informare il signor Gobbo che non poteva trasformare il teatro in appartamenti come ha sostenuto lui. Non era così facile. Non l'avrebbe deciso né lui né il sindaco, avrebbe dovuto deciderlo il Consiglio Comunale. E io dubito che questo Consiglio Comunale avrebbe approvato la trasformazione del teatro da Ponte in appartamenti. Continuo l'elenco, ho ancora 5 minuti, sono gli ultimi di questa legislatura. Sì, il secondo giro, vabbè. È più povera delle bellezze della città, una per tutti, la fontana del Cardinale di Ceneda, che abbiamo risolto il problema chiudendo l'acqua, perché è la cosa più naturale. Se una fontana ha un problema, chiudo l'acqua e ho risolto il problema. E più povera di tutti quei soldi buttati per quei progetti che non verranno mai realizzati, e voi lo sapete che non verranno mai realizzati, che è la piazza Duomo e la biblioteca sottoterra. La biblioteca sottoterra non verrà mai utilizzata perché solo una mente malata può pensare di mettere i libri sottoterra, e anche perché sicuramente la sovrintendenza non permetterà mai quell'intervento. Però anche lì intanto un'ottantina di migliaia di euro sono stati spesi. Come sono stati spesi 100.000 euro per il progetto del sentiero di Sant'Augusta, lo sapete, no? 100.000, cioè per un lavoro da 1 milione di euro, 100.000 sono andati in progettazione. Mi dicono che non sono i parametri normali, mi dicono chi se ne intende, che non sono i parametri normali. Ma forse lei non se ne intende tanto, signor Sindaco, vabbè, l'ho anche dimostrato. Più povera di 2 appartamenti di residenza popolare di Piazza Meschio, che sono per definizione del sindaco Miatti finiti nel dimenticatoio. Siccome non abbiamo il problema dell'emergenza abitativa, Vittorio, avevamo 2 appartamenti destinati all'edilizia residenziale popolare, lasciamoli andare nel dimenticatoio, chi se ne frega. Più povera di 70 o 100.000 euro della App Turismo, non ho mai capito qual è la spesa reale di quella cosa là.
ho capito sicuramente che sono soldi buttati via perché nessuno la guarda, è inutilizzabile, oltre a contenere una montagna di sciocchezze da vergognarsi. Io andrei a vedere, a verificare, perché se io su una app del comune metto che Vittorio Veneto nasce nel 1866, udite, per volontà del re Vittorio Emanuele II, per volontà, che decise di unire due borghi antichi in un'unica città. Allora, è stato il re Vittorio Emanuele II a decidere di unire Ceneda e Serravalle, che sono definiti due borghi, cioè siamo come Caloneghe e Marengo. Cioè, Caloneghe e Marengo, poi c'è Serravalle e Ceneda. Peccato che Serravalle, no, sia in quel magnifico volume stampato nel 1500, dove hanno messo tutte le città d'Europa e assieme a Parigi, Venezia, Milano e Roma hanno messo anche Serravalle. Questo era il borgo. Questo magari l'assessore alla cultura poteva dedicare un attimo del suo tempo, che però forse era troppo impegnata con il suo libro prezioso che questa amministrazione ha acquistato in 300 copie, e magari se ci dava un'occhiata ci risparmiava una figura meschina. Grazie, consigliere. Ci sono altre prenotazioni? Sì, se... Altri interventi? Prego, prego. No, il secondo giro non vedo prenotazioni. E allora rispondiamo. No, infatti non esiste. Avete due interventi. Il secondo giro è una chimera. Sì, un rimasuglio della precedente. Non esiste. Prego, Sindaco. Allora, visto che l'ultima volta ci si ritrova in questo ambiente, in questo Consiglio, è il caso che ringrazi il Consiglio comunque per il suo apporto, che è stato molte volte costruttivo, qualche volta anche distruttivo rispetto a quelli che erano gli intendimenti e quelli che erano i disegni sulla città. Volevo dire una cosa: la minoranza è chiaro fa il suo lavoro e deformando la realtà come ha fatto l'attuale consigliere De Bastiani, ha sempre una chiave di lettura sua delle cose, per cui è tutto un disastro, è tutto mal fatto, è tutto non fatto, è tutto promesso e non eseguito, quando invece moltissime cose promesse sono state fatte, molte altre sono in itinere, come i progetti su Ceneda, che sono progetti importanti e che quelli che lei conosce sono vecchi come il cuco, perché sono pagati come tutti i progetti si pagano, e il 10% che lei ha ricordato è anche poco rispetto al mercato. Lei è fuori dalla realtà e quindi è chiaro che fa di questi commenti, ma non voglio rispondere direttamente. Su Ceneda i progetti sia della piazza che della biblioteca sono proceduti, non sono ancora finiti, sono molto cambiati rispetto al primo approccio avuto, sempre seguiti dalla sovrintendenza, tanto per dire. Di molti problemi che attanagliavano la città abbiamo dato una soluzione. L'ultimo era quello di Forcal, dove abbiamo trovato la possibilità di continuare, chiudere quel doloroso capitolo e chiuderlo in gloria anche con
un'opera sopra utile a tutta la nostra cittadinanza. Lei dice che non è vero, vabbè. 15 anni di PAT l'abbiamo chiuso noi dopo il lavoro. La questione di Piazza Meschio non in modo perfetto, perché ormai era così complicato il quadro che era impossibile chiudere in modo perfetto, ma l'abbiamo chiuso. Abbiamo chiuso un antico contenzioso che ci vedeva debitori di pretesi indennizi con la ciclabile, quando risaliva quella roba là, decenni fa. Lasciamo una città più ricca e non più povera, consigliere Rosset. Mi dispiace, consigliere, che lei abbia fatto una così pesante affermazione dopo che per 4 anni e mezzo ci ha sempre appoggiato e abbiamo condiviso i disegni per farla più. È chiaro che nessuna amministrazione può terminare tutto quello che riesce ad imbastire, nessuna amministrazione riesce a farlo. Magari avesse avuto altri 5 anni, fisicamente e psichicamente ormai sono un pochettino esaurito e quindi mi sono tolto dal lagone, ma fortunato il prossimo sindaco che si troverà ad avere pochissimi debiti, soldi in cassa, progetti già fatti e pagati. E quindi faccio tanti auguri al prossimo sindaco, sono sicuro che avrà 5 anni meno difficili dei miei. Comunque, per chi dovesse dimenticare, perché è facile dimenticare le cose, esiste un documento obbligatorio per legge che ha relazione di fine mandato, che ogni cittadino vittoriese può trovare e leggere, perché è facile dimenticare su 5 anni tutte le traversie e tutto il lavoro fatto. Se lo legga anche lei. Grazie Sindaco. Altri interventi? Non ci sono interventi, allora passerei alla dichiarazione di voto. Già fatta? A posto? Se qualcun altro voleva farla. Cioè, non è perché 2 fanno una dichiarazione di voto che gli altri non possono farla. Prego Varaschin, dichiarazione di voto. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti dell'opportunità che mi avete dato. Come è già stato detto, per 4 anni e mezzo abbiamo votato tutto quanto, adesso è cambiato tutto. Per fortuna che me ne sono andato prima. Il mio voto è favorevole. Grazie. Grazie, capogruppo Varaschin. Altre? Altrimenti andiamo in voto. Bene, votiamo. Allora, la delibera è approvata con 7 favorevoli, 0 contrari, 10 astenuti. Votiamo per la immediata eseguibilità. La delibera è immediatamente eseguibile con 7 favorevoli, 0 contrari e ripetiamo un attimo la votazione, scusate che manca consigliere Dus, il telefonino di qua. Allora, ripetiamo, pronti? Via. Bene, adesso mi sembra che abbiano votato tutti, perfetto. Allora, la delibera è immediatamente eseguibile con favorevoli 7, contrari 0 e astenuti 10. Passiamo ora al prossimo punto, l'ultimo punto. Allora, comunicazione al Consiglio Comunale di un prelevamento del Fondo di Riserva, esercizio 2024, articolo
166,2 del decreto legge 267/2000. Lascio la parola al dottor Sarri per l'illustrazione. Prego. Sì, comunico solamente che la Giunta Comunale, con deliberazione 63 del 18 aprile 2024, ha effettuato un prelievo del fondo di riserva di 30.000 euro per l'anno 2024 e 21.000 euro nel 2025. Precisamente per il 2024 per spese buoni pasto dipendenti comunali euro 3.000, spese concorsi posti di ruolo euro 8.000, incarico redazione PAT 19.000 euro e per il 2025 21.000 euro spese buoni pasto dipendenti comunali. Grazie. Grazie dottor Sarri. Aperta la discussione? Nessuna? Allora, dichiarazione? No, comunicazione, basta. Allora, chiudiamo. Basta. Bene, vi saluto e prego. Se lei non guarda, non è colpa mia. Voglio rivolgere, vorrei che l'assessore Varaschin mi spiegasse una cosa. Prego? Consigliere, ma è un auspicio per il prossimo mandato. Ci spieghi per cortesia, che non capisco, da dove lei se n'è andato, non certo dalla Lega, perché non era il gruppo Lega. Lei ha abbandonato il gruppo Miatto Sindaco, del quale era capogruppo. Non cerchi di far confusione e di mettere nebbia negli occhi della gente. Lei ha abbandonato il gruppo Miatto Sindaco. Il nostro voto è di astensione, grazie. Guardate, non si vota, chiudo il Consiglio Comunale e grazie a tutti e in bocca al lupo per le prossime elezioni, campagna elettorale, che vedo che tutti più o meno saranno candidati. Arrivederci.